E in questo clima natalizio dallo studio 1 di Cusano Italia TV, oggi sull'122 parte la 12ª puntata di sabato pomeriggio. Io sono Gio Di Sarno, vi saluto e vi ringrazio, ma nessuno mi fa l'applauso, non ho capito perché. Ecco. Grazie a tutti quelli che ci scrivono, ci mandano i messaggini, grazie a tutti quelli che scrivono sempre per votare i ragazzi, ma soprattutto per darci conforto, ci sono vicini, grazie da tutta Italia. E da qualche giorno, come dicevo appunto prima, siamo sull'122, mi raccomando non tornate sul 264, siamo sull'122 e come ogni sabato i ragazzi di Io Canto Per avranno un padrino o una madrina, ma quest'oggi un padrino di casa. Quindi andiamo subito con la sigla di Io Canto Per e vi presento il padrino di oggi. Succede spesso che quando le cose accadono in famiglia uno poi non valorizza chi ha proprio accanto e invece oggi lo facciamo con il nostro Alex Parravano. Maestro, coach e oggi sarà anche padrino appunto dei ragazzi, quindi ti lasciamo lì per introdurli e dopo ti faccio accomodare accanto a me anche per presentare questo libro che si chiama Atteggiamenti vocali. E, insomma, di Armando Curcio Editore, è un libro che spiega tante cose, dà tanti suggerimenti appunto per chi vuole intraprendere questo mestiere, non è proprio la parola giusta, però poi di fatto è un mestiere, questa carriera, questa passione che questa comunque grande fatica. Esatto, stavo dicendo che comunque tanta fatica comporta, perché non è un mestiere come un altro. Dunque, io chiaramente vi ricordo che qui ci sono anche tutte le rubriche, non l'ho detto alla fine, ma è chiaro che c'è Giustarte Libri, Sapori di Cinema, Pittori a Confronto, L'Emigrante e tutto quello che oramai in questo pomeriggio di 3 ore di diretta su Cusano Italia TV, ben 12 puntate, succederà anche oggi. Quindi partiamo con la gara, una gara molto particolare e articolata, i nostri artisti bravissimi tutti. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro contest potete scrivere ad albea.associazione@gmail.com, mandate un brano, una fotografia e vediamo che cosa riusciamo a fare per questa vetrina concorso. Dunque andiamo con il primo cantante in gara con il codice 01 Alessio Caterini, Quanto fa male. Io canto per. Perché ti giuro non ti conoscevo e non potrò più farlo perché ora sei in cielo. Ma se potessi tornare almeno un secondo indietro, ti griderei di stare attenta perché arriverà un sub nero. Ma quello che mi diresti è che mi sto preoccupando per niente, perché in fondo ci vuole qualche secondo e che non è la prima volta che attraversi quella strada e che dall'altra parte ogni volta ci sei arrivata. Ma non ti accorgi che puoi farti male, ma non la vedi la pioggia che cade e non le senti le ruote fischiare, come l'arbitro che all'ultimo secondo assegna un calcio di rigore. Siamo tutti coi capelli tra le dita, tu coi guantoni in porta e sul dischetto c'è la vita che prende la rincorsa, tira e non riesci a parare. Hai perso la partita, non riesci più a respirare. E quanto fa male ripensare a quel giorno cambiando l'esito finale di una partita che non si doveva nemmeno giocare. E fa male pensare che se avessi aspettato un minuto di più saresti qui con me. Chissà cosa si prova prima di morire, se ci rimane il tempo di pensare a quante volte abbiamo rischiato seriamente, quante volte hai detto tanto non succede niente. Chissà se ci rimane il tempo di dire qualche cosa, magari una preghiera per chi crede in non so cosa, magari ricordare gli occhi fieri di tua madre che ti diceva sempre occhio prima di attraversare. Ma non ti accorgi che puoi farti male e non la vedi la pioggia che cade
e non le senti le ruote fischiare, come l'arbitro che assegna un tiro libero a un secondo dalla fine. Siamo tutti coi capelli tra le dita, tu non puoi farci niente, in mezzaluna c'è la vita che si concentra, tira e sai che non potrà sbagliare. Hai perso la partita, non riesci più a respirare. E quanto fa male ripensare a quel giorno cambiando l'esito finale di una partita che non si doveva nemmeno giocare. E fa male pensare che se avessi aspettato un minuto di più. Alessio Caterini, quanto fa male, grazie, ti puoi anche accomodare, grazie mille. Vi ricordo che le votazioni partono dopo l'esibizione di tutti e 4 i concorrenti. Con il codice 02 portami via Lorenzo Venditti. Io canto per giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è. Imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni invadenti, dal mio angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi e dagli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi le sue piedi con la testa fra le mani, se fra tante vie d'uscite mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. È imprevedibile, portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia. Amore mio, portami via. Tu sai comprendere questo silenzio che determina il confine tra i dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti, gli angoli di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Codice 02 Lorenzo Venditti, ti puoi anche accomodare Lorenzo, portami via. Mi raccomando, le votazioni iniziano dopo l'esibizione di tutti e 4 i ragazzi. Adesso con il codice 03 con Memory Giulia De Angelis. io canto per Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory. She is smiling
begin to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Love was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every thrill seems to beat a fatalistic warning. Someone matters, and the street lamps sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I must give up. When the dawns come, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Burnout sands or smoky days, the still cold smell of morning, a thrill and ice. Another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun. If you touch me, you understand what happiness is. Look, a new day has begun. Memory, Giulia De Angelis, vengo con te Giulia. Così vengo con te, sì, hai ragione, perché noi magari progettiamo e programmiamo delle cose, poi io ho una certa età e giustamente io posso sedermi accanto a te? Prego. Faccio la concorrente anch'io. Adesso devo pensare se ho mai partecipato a un concorso di canto, mi sembra di no. Sai, ai miei tempi insomma, era diverso, adesso è più usuale. Una volta no, mi sono seduta accanto ai miei concorrenti, tengo tutti i miei perché io vi ritengo un po' figlioletti, così diciamo, visto che comunque un po' interagiamo nella settimana precedente alla trasmissione. Intanto volevo ringraziare tutti quelli che in qualche modo contattano o organizzazioni di accademie, scuole di musica o anche singolarmente i ragazzi ci contattano per venire qui in trasmissione proprio nell'inclusività, soprattutto in questo mese di dicembre dove il Natale in qualche modo ci rende tutti più vicini. Abbiamo voluto avere questo quarto concorrente con concorrente speciale, poi ve lo andiamo a presentare meglio diciamo nella seconda parte, ma chiaramente anche dopo che si sono esibiti. Intanto vi dico il suo codice 04, lui si chiama Andrea Spuntarelli e canta Mai perdonato. Io mi alzo, chiedo alla regia se mi posso alzare, eccomi, porto il microfono ad Andrea. Andrea, il palco è tutto tuo, vai! Codice 04. Io canto per
i miei peccati, le mie follie, il falso giurato, le troppe bugie, anche il prete che mi ha confessato, alla fine è scappato schifato, e l'ho visto nell'acqua santiera lavarsi le mani, come Ponzio Pilato, mai perdonato, di un bacio rubato, le dita nel naso, la mano nel pane, le tante cazzate che ha raccontato. Oh, il sesso per sesso, peccato mortale, originale commesso a cuor leggero. La cosa peggiore fatta a mia madre, mai dichiarata, la storia vera, marmellata rubata nella noiosa nottata. Lo dico a Dio, non ho pentimento, ma quando sto solo continua a tormento. Oh, mai di me sa tutto e con lui non mento, è lui che mi ha fatto, lo sa, che mi ha fatto imperfetto. A lui chiedo perché in consiglio tra santi e beati, angeli inviati, non mi abbia pensato un solo momento, mai perdonato, un bacio rubato, del dito nel naso, la mano nel pane, le bugie raccontate, mai perdonato, il sesso per sesso, peccato mortale, originale commesso a cuor leggero. Mai perdonato, mai perdonato. Ho un altro dubbio sulla Trinità, l'ho immaginata io, ho la mia abilità. Andrea Spuntarelli, mai perdonato. Andrea, adesso ti devi fidare di me, guarda, mi dai il braccetto, io spero... Questo brano è stato scritto Aspetta che ci facciamo accendere un attimo il microfono. Questo brano è stato scritto da me, arrangiato dal musicista Marco Petriaggi. Bene, vedi, io te l'avrei fatto dire dopo, ma tu discolo, perché abbiamo capito, dai. Ok, fateci un applauso però, Lo vogliamo questo applauso, soprattutto perché si fida di me. Cosa molto... Ecco, Giulia mi dà una mano, grazie mille. Eccoci Andrea. Bene, adesso diamo il numero del televoto. La sedia rimane qua, ma non fa niente. Eccoci qua, tanto non fa niente, siamo in diretta. Questo vuol dire che siamo davvero in diretta e da questo momento potete votare al 342 627 5717 esclusivamente con un messaggio WhatsApp, quindi potete votare i codici che adesso vi andiamo ad elencare, vi facciamo rivedere i ragazzi. Partiamo dal codice 01 con la scheda. Eccolo, Alessio Caterini, quanto fa male? Con il codice 02 Lorenzo Venditti, portami via. Con il codice 03 Giulia De Angelis, Memory. Eccola. E con il codice 04 Andrea Spuntarelli, mai perdonato. Complimenti ragazzi. Io invito il maestro Alex Parravano a venire accanto a me, facciamoglielo un applauso. Grazie, grazie. Allora Alex, oggi ti tocca fare il padrino. Beh, un onore in realtà, grazie. Il padrino. Grazie a te. Il padrino che poi, come dicevo appunto all'inizio, spesso succede che quando si sta poi gomito a gomito, invece di agevolare una persona, si finisce quasi per penalizzare, perché poi lo facciamo un'altra volta, poi tu mi avevi dato questo libro, erano le prime puntate, non ci avevo tanto pensato, poi invece l'ho fatto soprattutto perché lui ha, diciamo, nella parte, sapete, le recensioni, comunque un po' di biografia si scrive sempre dietro i libri e lui tra le varie cose, ma poi lo andremo a scoprire meglio dopo, cantautore, premiato qua, premiato là, coach, segue alcuni talentuosi ragazzi di Amici, Io canto, Ti lascio una canzone, X Factor, ma qui adesso ci va aggiunto pure
E Io ci va canto aggiunto per. anche io canto per. No, io voglio dire solo una cosa, Dinne voglio anche ringraziarti. due. Sì. Basta, tutto qua. No, perché io sono una perché? persona molto No, semplice no, e, no. e penso che insomma nella vita nulla è dovuto, per cui quando mi capitano cose belle e persone belle, io sono grato. Allora, intanto io volevo dire che questo libro secondo me può essere anche un regalo di Natale per i ragazzi che vogliono, io dico ragazzi, però voglio dire per chiunque volesse intraprendere quest'arte, perché alla fine cantare fa bene, come c'è scritto e specificato bene qui, fa proprio bene allo spirito, al fisico, alla mente, fa bene a qualsiasi età e a qualsiasi livello, perché non è che debbano diventare tutti quanti, no, i vincitori di Sanremo, e questo vale un po' anche per i ragazzi che abbiamo noi oggi qui. Per voi è una vetrina, come andrà la votazione, l'abbiamo spiegato anche nelle altre puntate, è sempre relativo, perché appunto prendiamolo per quello che è, per una vetrina, e a volte i fattori per cui uno arriva primo, dopo, secondo sono tanti, non c'entra con la bravura ovviamente, ma questo voi lo sapete, perché quello che dicevamo anche con gli altri padrini, madrine, e che questi ragazzi oggi sono talmente già strutturati che sono già molto preparati, no? Forse siamo un po' più grandicelli, ai tempi nostri eravamo un po' più, a meno che uno non ha avuto la carriera che ha avuto tu, la vita che ha avuto tu, che l'hai scelto molto, molto presto, questo mestiere. A un certo punto la dedica è: devi cambiare atteggiamento, altrimenti non andiamo d'accordo. Mamma! La dedica alla mamma. Tu sai benissimo che in questa prima parte abbiamo pochissimo tempo, quindi sicuramente nella seconda parte ci arriveremo di più sulla presentazione del tuo libro, però hai 4 giovanotti, una signorina e 3 giovanotti qui davanti a te per io quello che voglio chiedere, dire... esprimere, intanto 4 generi diversi, 4 canzoni, completamente te stavo cadendo, beh. Cercavo Il bello della diretta. Cioè, se io sono un po' lunga, cercavo di trovare un modo. Tranquilla. Allora no, la cosa importante, soprattutto dal mestiere insomma, che facciamo noi, vocal trainer e vocal coach, più che altro diciamo, non è tanto dare, diciamo così, delle motivazioni o dei suggerimenti particolari. A volte aggiungiamo, a volte sottraiamo, ma poi quello che dobbiamo cercare di fare è dare la capacità allo strumento di lavorare in maniera sana e per molti anni, cercando di non snaturare l'artista. Ecco, a proposito di maniera sana, scusate dalla regia, ho dimenticato il microfono, glielo vado a dare, quindi se mi seguite, perché se mi alzo esco fuori da ogni, ecco qui. Oggi sono un po' così, sono un po' fuori fase perché ho un po' di influenza, allora lo diamo a Giulia, così ve lo passate tra di voi per poter rispondere. Allora, intanto la prima domanda che arriva proprio dal titolo del contest: io canto per. Facciamo rispondere ad Andrea. Giulia, glielo passi il microfono, grazie. Andrea, io canto per. Primo perché per me è una passione, è una passione. E poi spero che più in là diventa anche un lavoro. Mi sembra giusto, bravissimo. Passione e lavoro assieme, quando si riesce poi a conciliare le due cose, come si dice, uno non lavora mai perché fa quello e quello, però questa è un po' una diceria, perché non è proprio così. Giulia, ti ho portato questo brano, che anche questo fa subito Natale, devo dire la verità, perché Molto. i musical, soprattutto a teatro, Cats, Sì, si vanno a vedere, sì. insomma, soprattutto a Natale, in qualche modo. Ho portato Io canto per passione, perché mi fa stare bene e per tanti motivi, tante cose, è stato sempre il mio rifugio cantare, e spero insomma anche di trasmettere alle persone quello che provo io, insomma. Le tue emozioni. Ecco. Sì, esatto, esattamente. Invece Lorenzo Venditti ha questo cognome importante. Vieni da Roma, ovviamente? No, Latina. Da dove vieni? Latina. Da Latina, Sì. vabbè, insomma, però sei Vicino. comunque, insomma, alla fine. Sì, io canto per me, per una passione mia, ma per chi insomma vuole rispecchiarsi in quello che canto, perché credo che così facendo possiamo sentirci un po' meno diversi, siamo tutte le stesse emozioni condividiamo. E Ma quindi, Ultimo è un tuo idolo? ascolto Ultimo, sì. Questo. E invece Alessio che ha un problema col cognome come ce l'ha lui, perché lui Parravano è difficile, infatti nelle puntate precedenti io lo facevo. Per questo lavoro sbagliato, tu- perché è molto...
Perché spesso tu hai detto che ti chiamano Canterini, invece è Caterini, Esattamente. e quindi... Esattamente. No, io canto per passione come tutti, perché penso che Mettilo più vicino al microfono. Ecco. Io canto per passione un po' come tutti, perché penso che possa diventare il mio lavoro e perché con le cose che scrivo di solito riesco a mandare dei messaggi che magari passano un po' in sordina o che vengono trattati poco in musica, che invece può essere un mezzo per divulgare o far pensare tante cose. Alex, quando ti si presenta un ragazzo che non ha delle qualità particolari, può succedere? Può succedere, ma può darsi che magari non si notino, cioè non sono così affiorate come magari altri come loro le dimostrano subito, quindi bisogna lavorare, perché oggi come oggi, se lavoriamo nel non teatrale, quindi nell'ambito diciamo così non operistico, in realtà piccoli difetti, se tenuti ovviamente sotto controllo, possono diventare grandi caratteristiche. Ottimo, allora noi per il momento ci fermiamo per la pubblicità, con voi ci vediamo alle 17:30, invece con voi da casa ci vediamo subito dopo, e anche con Alex ci vediamo dopo, qui su Cusano Italia TV 122, a tra pochissimo.